Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto la pillola, oggi faremo un piccolo studio su un circuito radionico per rimandare indietro alcuni malefici e useremo dei simboli runici con un circuito radionico salomonico. Quindi useremo la stella di Davide radionica con un importante simbolo runico per rimandare al mittente alcune maledizioni e malefici. Quindi iniziamo questa piccola pillola. Però prima di iniziare il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegard Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e eventualmente anche in Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso esoterico gratuito e se vi scappa anche un super like è sempre ben accetto. Bene, iniziamo. Come sapete, prima di iniziare, sempre per andare sul sicuro, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di usare il quadrante radiostesico per la valutazione. Qui vedete il vostro testimone, che può essere una fotografia, un nome scritto su un pezzettino di carta con nome, cognome e data di nascita, oppure un cappello, oppure un pezzettino di unghia, oppure un batuffolo imbevuto della saliva del testimone. E poi chiedete se questa operazione radionica va bene per il soggetto, che potreste essere anche voi. In questo caso, vedete, il pendolino ci dice subito di sì, che questa operazione radionica può essere utilizzata per questo testimone. Quindi ogni volta che voi fate un'operazione radionica dovete sempre chiedere al pendolino se questa operazione radionica funziona. Questo quadrante radiostesico per la valutazione lo trovate nel sito del capitano.altervisto.org nei vari ebook gratuiti dove si può scaricare altro. Bene, fatto questo, passiamo al prossimo quadrante radiostesico. Quadrante radiostesico per la valutazione, sempre il testimone qui, vedete? Quindi prendete il vostro pendolino e chiedete come andrà l'operazione radionica e radiostesica, vedete? E il pendolino dirà che l'operazione andrà in modo molto favorevole. Vedete, questo quadrante radiostesico per la valutazione e il trattamento lo trovate sempre nel sito del capitano.altervisto.org ed è gratuito, o nel mio diario su Facebook. Bene, fatto questo, passiamo al prossimo quadrante. Qui abbiamo il quadrante radiostesico per la valutazione del tempo dell'ora, nel senso che dovete chiedere al pendolino quante ore deve stare il vostro testimone nel circuito di protezione. Quindi prendete il pendolino e chiedete quante ore deve rimanere il testimone. Qui dovete sempre mettere, scusate, dovete sempre mettere il testimone, Quindi il pendolino vi dice sulle 6 ore, vedete? 6 ore e mezza. Quindi tranquillamente voi fate questa operazione e mettete il vostro testimone verso 6-7 ore, tranquillamente. Bene, fatto questo, potete sempre, per curiosità, andare a vedere che tipo di nemico, di situazione energetica negativa o pericolosa avete. Quindi prendete questo quadrante radiostesico per la valutazione delle energie pericolose, mettete qui il vostro testimone e chiedete da cosa siete attaccati. A questo punto vedete che avete in corso una fattura nera, Di solito si chiede 2 volte, quindi vi fermate e fate l'altra domanda di che tipo di energie eteriche pericolose sono attaccate. Vedete che siete anche impiastrati, attaccati da parassiti astrali. Vedete? Ci sono le varie voci: parassiti astrali, vampiri energetici, larve astrali, elementari, fatture nere, voodoo e incantesimi neri. Quindi avete anche parassiti astrali. Quindi, fatto questo, sapete che vi dovrete difendere da 2 entità energetiche. Quindi togliamo questo quadrante per le valutazioni energetiche pericolose e prendiamo il circuito, nostro circuito radionico del vostro Marietto Veneziano, in cui c'è un cerchio che indica l'infinito,
la stella di Davide, due decagoni, il simbolo runico di doppia protezione e superpotenza per rimandare indietro al mittente le cose negative che vi aveva mandato, che potrebbero essere fatture nere, parassiti astrali e quant'altro, elementali e gregori e roba del genere. Quindi voi mettete qui il vostro testimone, non dovete puntare la vostra macchina radionica verso il nord, perché avete qui non lo si vede, ma c'è qua l'OM col cerchiolino che toglie il problema di cercare il nord. Quindi mettete qui il vostro testimone e girate almeno per 21 giri con il pendolino. Vedete? Vi ricordo che sempre prima di iniziare delle operazioni radioniche è sempre consigliabile fare una meditazione della stella di Davide e anche una protezione dell'ovetto luminoso con cerchi di fuoco. Le varie pillole potete trovare tranquillamente nel canale del vostro Marietto Veneziano. Il vostro Marietto Veneziano vi ricordo che ha fatto già più di 300 pillole dove potete trovare un po' tutto quello che può servire per la difesa eterica, astrale e magica. Bene, finito questo, prendete la vostra macchina radionica con il vostro testimone e l'appoggiate in un posto sicuro, tipo sopra un armadio, sopra un tavolo, dentro un cassetto, perché in ogni caso i circuiti radionici non hanno bisogno di luce eterica. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Marietto vi saluta, vi chiede di iscrivervi al canale di Illegale Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!